Buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Iniziamo come sempre la nostra lezione di yoga ascoltando il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome senza premere, con leggerezza e ascoltiamo. Ascoltiamo il respiro che entra, cerchiamo di farlo scendere bene fino in fondo e ascoltiamo il respiro che esce. Cerchiamo di sentire il passaggio del respiro anche nelle narici. L'aria entra fresca, esce tiepida. Sentiamo l'aria che entra nelle narici, che scende nella gola. Rimaniamo ancora per un istante attenti al nostro respiro, senza pensare a nient'altro. Dimentichiamoci del mondo, dimentichiamoci di tutto quello che c'è fuori di noi. Ascoltare solo il nostro respiro. Scendere un po' dentro di noi, all'interno di noi. Bene. Adesso lasciamo ferma la spalla destra. Muoviamo solo l'altra spalla, la portiamo in avanti, su, la spingiamo bene verso l'alto. Poi la portiamo indietro, la spingiamo bene indietro e la facciamo scendere. Ancora una volta, in avanti, su, la portiamo bene verso l'orecchio, la portiamo dietro quanto possiamo e poi la facciamo scendere. Adesso nell'altra direzione, indietro la spalla, su, la portiamo bene verso l'alto, la portiamo in avanti e scende. Ancora una volta, indietro, su, in avanti e giù. Fermiamoci, rilassiamo completamente. Teniamo sempre le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie, non facciamo questo, sempre giù bene le spalle. E ascoltiamo per un attimo. Sentiamo la differenza tra la spalla che abbiamo mosso e la spalla che è rimasta ferma. E adesso con l'altra spalla. La spingiamo in avanti, su, la portiamo bene verso l'orecchio, poi indietro, bene indietro e scende. Ancora in avanti, su, indietro e scende. Adesso indietro, su verso l'alto, in avanti e scende. Indietro, su, in avanti e scende. E rilassiamo ancora, le spalle devono essere morbide, aperte. Prendiamo anche dei bei respiri. Cerchiamo di sentire che ci sono delle sensazioni sottili nel collo, nelle spalle, nei muscoli alti della schiena. Incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Inspiro dentro l'aria, espiro fuori l'aria. Dentro l'aria, fuori l'aria. Inspiro, espiro. Ancora, inspiro, espiro e riporto la testa al centro. Teniamo sempre tutto il corpo rilassato, disteso. Massaggiamo un po' il nostro viso. Massaggiamo bene la fronte, poi le tempie, poi tutto intorno agli occhi. Movimenti leggeri, gli zigomi, le guance, tutti i piccoli muscoli delle guance.
Ci sono più di 40 piccoli muscoli nel nostro viso. Massaggiamoli tutti, tutti intorno alla bocca. E poi diamo dei piccoli pizzicotti tutti intorno al mento, sulle guance, sugli zigomi. Poi massaggiamo con il Medi, massaggiamo ai lati delle narici. Nell'altra direzione, massaggiamo nell'altra direzione. Rilassiamo. Abbandoniamo le braccia, ascoltiamo, teniamo tutto il viso disteso. Cerchiamo di sentire tutte le sensazioni sulla pelle del viso, leggere come se passasse una carezza sulla pelle del viso. Adesso portiamo le braccia conserte, allontaniamole un po' dal corpo. Dentro il respiro. Espiro, le braccia vanno da un lato, la testa va all'altra spalla. Dentro il respiro, inspiro, fuori il respiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, senza irrigidire le spalle, senza irrigidire le braccia. Ancora inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno, rilasso. Adesso portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani in avanti. Disegniamo dei cerchi nell'aria, lentamente, come se le mani scivolassero su un vetro. Sentiamo un lavoro nella parte alta della schiena, le scapole che si avvicinano e che si allontanano. Nell'altra direzione. E ci fermiamo, rilassiamo. Adesso flettiamo la testa in avanti, la riportiamo al centro e la portiamo indietro. Distendiamo bene la gola. Inspiro dentro l'aria, espiro. Inspiro, espiro. Dentro l'aria, fuori l'aria. Ancora. Dentro l'aria, fuori l'aria. E ritorno. Intrecciamo le dita delle mani, portiamo le mani intrecciate dietro la nuca. Cerchiamo di allargare bene i gomiti, dentro l'aria, fuori l'aria. Giro la testa, la faccio scendere. Lascio cadere un po' le braccia sulla testa. Dentro l'aria, fuori l'aria. Dentro l'aria, apro bene, fuori l'aria. Dentro l'aria, fuori l'aria. Dentro l'aria. Fermiamoci un attimo così, cerchiamo di spingere bene indietro i gomiti, teniamo un attimo questa posizione, poi lasciamo, braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani,
Spingiamo bene le braccia in avanti, le spalle lontane dalle orecchie, spingiamo in avanti anche le braccia. E rilassiamo. Adesso prendiamo la posizione del fiore chiuso e del fiore aperto. Chiudiamo i pugni, incrociamo le braccia, portiamo le braccia sul petto, abbassiamo la testa e incurviamo un po' le spalle. Immaginiamo di essere un piccolo fiore con tutti i petali raccolti. A volte facciamo un po' fatica ad aprirci, ci sentiamo chiusi, bloccati, ma immaginiamo che arrivi un raggio di sole e piano piano ci invita ad aprirci, a sbocciare. E lentamente cominciamo a raddrizzare la schiena, separare le braccia, aprire le dita delle mani come se fossero i petali di un fiore. Immaginiamo che un raggio di luce arrivi giù fino al centro del fiore. Continuiamo ad aprirci. Portiamo il viso verso l'alto, i palmi delle mani verso l'alto. E adesso siamo un fiore completamente aperto, completamente sbocciato. E il fiore si offre alla luce e riceve il dono della luce. Immaginiamo di essere un piccolo fiore in un campo e il cielo sopra di noi. E il fiore si nutre dell'azzurro del cielo, della luce, del vento. E poi piano piano ricomincia a chiudersi. Comincia a chiudere ancora i suoi petali. Torniamo nella posizione di partenza. Chiudiamo le dita delle mani, chiudiamo i pugni, incrociamo le braccia, abbassiamo la testa e incurviamo un po' le spalle. Il fiore raccoglie tutti i suoi petali, ma in mezzo ai petali adesso tiene il dono della luce. Un piccolo punto di luce come un diamante, una perla splendente al centro del fiore. Immaginiamo che ci sia una perla splendente di luce al centro del nostro petto. Stringiamo un po' le braccia sul petto, stringiamo questo tesoro al cuore, il dono della luce, e fermiamoci un attimo così. E poi con calma ci risolleviamo, abbassiamo le braccia, rilassiamo. Adesso facciamo una serie di movimenti per sciogliere le spalle. Devono essere tutti movimenti leggeri, leggerissimi. Partiamo ancora con la testa in avanti, abbassiamo le braccia, le portiamo un po' indietro, indietro i palmi delle mani, fuori il respiro. Poi apro, inarco leggermente la schiena, palmi delle mani in avanti, dentro il respiro. Poi mi raddrizzo sulle braccia, leggere, leggerissime. Inspiro, dentro il respiro. Ruoto completamente le braccia. Senza fare questo, teniamo le spalle ben lontane dalle orecchie. Espiro, fuori il respiro, porto i palmi delle mani verso l'alto. Inspiro, dentro il respiro, su, andiamo su. Espiro, fuori il respiro, torno nella posizione di partenza. Ripetiamo ancora una volta con leggerezza. Fuori il respiro, dentro il respiro, bene indietro le spalle. Fuori il respiro, dentro il respiro. Fuori il respiro, su, dentro il respiro. Bene, ci risolleviamo, distendiamo.
Portiamo le mani alle spalle, sciogliamo un po' le spalle con un gesto lento, morbido, rotondo. Facciamo fluire bene i movimenti, dobbiamo sentire i muscoli delle spalle che danzano, leggeri. Bene. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto. Poi ci incliniamo dall'altro lato, spingiamo bene il braccio, dobbiamo sentire che qua si apre, si allunga. Poi lasciamo ricadere il braccio, fermiamoci un attimo così. Lo facciamo scendere, rimaniamo inclinati, lo facciamo scendere e disegniamo un cerchio con il nostro braccio. Se riusciamo, seguiamo con lo sguardo la mano. E lasciamo ricadere ancora il braccio. Poi su, lo portiamo verso l'alto, lo facciamo scendere, rilassiamo. Ascoltiamo per un attimo le differenze tra questo lato e l'altro lato. Poi su questo braccio, allungo, mi inclino sull'altro lato, spingo il braccio lontano, teso. Lo lascio ricadere. Lo abbasso, disegno un cerchio. Immaginiamo che dalle nostre mani esca un raggio di luce, disegniamo un cerchio di luce davanti a noi. Vediamolo, un cerchio luminoso. Lasciamo ricadere ancora il braccio, poi su, lo portiamo verso l'alto, lo allunghiamo, lo facciamo scendere e rilassiamo. Incliniamo ancora piano la testa da una parte all'altra. Poi ci fermiamo, portiamo un ginocchio verso l'alto, questa mano la appoggiamo sul ginocchio, questo braccio lo portiamo verso l'alto, inspiro, espirando ruoto, spingo con questa mano, mi faccio entrare bene nella torsione, porto indietro il braccio. Poi ritorno, riporto il braccio in avanti e lascio. Su questo ginocchio, su questa mano, sul braccio verso l'alto allungo, poi ruoto lentamente, premo con questa mano in modo che mi aiuti a entrare bene nella torsione, abbasso il braccio e poi lentamente ritorno, rilasso, allungo bene la colonna, cerco di spingere bene tutta la colonna verso l'alto, mi spingo in avanti con l'addome, vado con la pancia sopra le cosce, mi allungo bene e poi giù, mi lascio andare. Giù la testa, giù le braccia, giù le spalle. E lentamente mi risollevo, una vertebra sopra l'altra, con calma. E per ultimo sollevo la testa, rilasso. E adesso fermiamoci ancora un attimo ad ascoltare il nostro respiro per chiudere la lezione. Portiamo ancora le mani sull'addome, teniamo le spalle bene aperte, morbide, rilassate. Ascoltiamo. Ascoltiamo ancora come il respiro entra, esce, come una danza che non si ferma mai. Lasciamoci un po' cullare.
dal ritmo del nostro respiro. Se riusciamo a dimenticarci di tutto il resto e ad ascoltare solo il nostro respiro, possiamo sentire un grande senso di tranquillità, di calma, di pace dentro di noi. Bene, la lezione è finita, vi ringrazio, ci incontreremo ancora presto. Buona giornata a tutti.